demoralizzato ancora più i suoi avversari. E vogliamo ringraziare ancora una volta il funzionario di servizio della terza rete che ci ha fatto aprire con largo anticipo. Ringraziamo la funzionaria dell'Eurovisione Giuliana Sernicoli e il funzionario della TIS Altero Locchi che dopo le nostre segnalazioni da qui hanno consentito l'apertura di questa trasmissione con mezz'ora di anticipo. L'apertura era prevista alle 16:10, hanno consentito l'apertura con mezz'ora di anticipo, quindi ci hanno consentito di poter vivere questo finale entusiasmante. Ecco Moreno Argentin ormai in vista del traguardo dopo Camellini, Coppi, Cerami, Poggiali, Tancelli, Moser, Staronni, Beccia. Moreno Argentin fissa il successo dell'anno scorso con un arrivo trionfale, un arrivo a braccia alzate, un arrivo che dimostra la grandissima classe di questo atleta. Moreno Argentin vince alla grande da trionfatore la Freccia Vallone. Veramente è un'azione eccezionale, viene immediatamente portato verso il podio della premiazione. Rigaillon, Giappucci, Jean-François Bertin, gli applausi della folla, un po' delusa per la verità perché si aspettava da parte di Rigaillon un successo. Allora l'ordine d'arrivo: primo Moreno Argentin, secondo